Buongiorno intanto a tutti, chiedo scusa di questa piccola impasse, ma tecnologicamente siamo già molto scarsi. A proposito, a me capita spesso di parlare in pubblico nelle conferenze nella parte pomeridiana, quindi quando c'è la fase dell'avviocchio, per cui abbiate pietà di me, cercate di supportare quello che vi sto dicendo. La signorina Rubinato poi ha fatto la sua, lo devo dire, perché ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera dicendo dobbiamo dare forza delle idee con le nostre gambe, e chiama uno che di gamba ne ha una sola, vi capite che non è però facciamo una ragione. Saluto il sindaco, diciamo sindaco perché tu sei istituzione, di Lamone, e mi è piaciuto molto, ti do del tu perché io ho fatto il sindaco 10 anni a Santa Lucia di Piave, un paese conosciuto più che altro perché è vicino a Conegliano. Conegliano è la nostra città di riferimento, sia Vittorio Veneto, non fosse altro per la questione. Noi sì, esatto, brava, noi siamo conosciuti perché dicono che se davvero non abbiamo le fiere più antiche d'Italia, dicono, però non vorrei essere troppo di là. Allora, che cos'è la fondazione? Innanzitutto dico una cosa, vi faccio vedere, scusate, forse sì, questa è la prima slide che vi faccio vedere. Dico che tutto quello che sto per dirvi, alcune cose che vedrete forse provocheranno un po' di sorriso, insomma, no? Perché vi sembreranno cose molto semplici. Noi che ci occupiamo del sociale siamo bravi ragazzi, ci troviamo ogni tanto qualche sera così come al bar, vorremmo cambiare le cose, invece non è frutto dell'improvvisazione, è frutto di un'idea, sì, del sottoscritto, ma guardate, non mi ero mica reso conto di cosa poteva scatenare tutta questa roba che adesso vi raccontiamo. Perché qui, caro sindaco, quando tu stamattina hai ragionato, e mi è piaciuto molto il tuo intervento accorato, oltre che anche un po' sentimentale da questo punto di vista, mi sono visto un po' come sindaco, perché è vero che il presidente delle PMI traccia una questione e dice quando, per esempio, parlava delle aziende, si perde un'azienda, si perde una scuola. Però gli ho anche detto che ho omesso di dire che tante aziende per fortuna se ne sono andate, perché c'era tanta anche ratatouille, detta così in dialetto, perché sennò abbiamo torto gli imprenditori che competono, che intraprendono e che hanno voglia ovviamente non di scommettere ma di lavorare duro. E quando si parla di sociale si lavora duro perché noi raccogliamo risorse, le redistribuiamo, vogliamo anche rendere chiaro, c'è una sorta di accountability, no, per le risorse che noi raccogliamo, ma vorremmo anche responsabilizzare. Questa è una semplice storiella della raccolta del fieno, quando ci si impegnava tutti ad aiutare anche gli altri a raccogliere il fieno degli altri. Invece adesso ognuno di noi va per la nostra strada. Ecco perché mi rivolgo al sindaco, perché richiamo sempre l'idea che se non facciamo sistema dentro i nostri territori, secondo il mio modestissimo parere, non andiamo da nessuna parte. Abbiamo letto una piccola storiella. Questo è il nostro atteggiamento, quindi ripensare lo sviluppo in termini nuovi, generare ricadute sul territorio, ve ne leggiamo alcune, insomma, è un po' di filosofia. Io cito qualche numero, ma mi piace molto ricordare e dire quando vado nelle assemblee cosa noi abbiamo portato a casa di concreto grazie ad un territorio. Stiamo parlando di un'area che è cosiddetta della sinistra Piave, quindi ci sono 28 comuni. Ho citato i due più importanti per una questione ovviamente anche anagrafica, come Conegliano e Vittorio Veneto, sono divisi in due sezioni, una volta si chiamava distretto nord e distretto sud. 28 comuni vuol dire 220.000 abitanti. Io nasco a Santa Lucia, ma non dico perché è importante, dico perché mio padre, che sono contento di essere a Lamone, nasce a pochi chilometri da qui, a Quero. Quindi quando i miei figli mi dicono che io sono cocciutamente montanaro, ne vado, ovviamente. Questo è il cuore della fondazione, cioè la mission. Prima di parlarvi di soldi, ciò che facciamo noi è quello proprio di consolidare la cultura della comunità, no? Farsi carico dei bisogni e ovviamente avviare attraverso iniziative di solidarietà anche innovative. Poi vedrete, qualcuno vi farà sorridere, una ricchezza del territorio che prima di tutto è culturale, non è fatta dei soldi che raccogliamo, che certo, non essendo ipocriti, servono a sostenere tutti i bilanci sociali di questo territorio. Ecco le tappe. Io la idea, vi racconto questo aneddoto che forse è simpatico. Io inizio a fare il sindaco nel 2002 e i primi mesi del 2003 faccio la mia prima uscita, a fine 2002, faccio la mia prima uscita Simonetta da sindaco, la mia fascetta, ero anche un po' timiduccio, insomma, no? E mi si avvicina un sindaco del comune vicino e con fare catechizzante mi dice: caro Fantinelli, tutto quello che succede a casa tua, sì, perché lui Santa Lucia la chiamava casa mia, ti dava già l'idea della grandezza dell'uomo, tutto quello che succede a casa tua a me non interessa nulla.
Da lì sono andato a casa e ho detto a mia moglie, di quelle rare occasioni in cui ho parlato di politica, ho capito come non devo fare il sindaco, perché il sindaco non è soltanto di lavoro, ma tu sei un amministratore di un territorio di area vasta, e prima citavi giustamente un'area vasta. La seconda cosa che mi ha fatto così far partire l'idea della fondazione è in un consiglio comunale del 2003, era l'anno mondiale della disabilità. Io in fatto di disabilità sono un addetto ai lavori. E in quel consiglio comunale, caro sindaco, ti è capitato, forse qualche volta anche spesso, non lo so, sai quando voti quei provvedimenti dove tutti sono d'accordo? Perché? Perché lì si esortava il sindaco di turno per erogare le cause a favore della disabilità bella, che poi non è, no, ma la disabilità non è soltanto fisica, per fortuna è anche culturale. E io uscì da quel consesso dicendo, caro Ferdinando, sono ancora più incazzato di prima, perché abbiamo votato tutti la pace nel mondo. Che bello, siamo tutti per la pace nel mondo. E io cosa ho fatto? Che cosa faccio io per questo territorio? Poco o nulla, quindi mi vergognavo, andavo a casa e riflettevo su queste questioni. E allora queste sono le nostre tappe dal punto di vista così giuridico. Noi diventiamo onlus addirittura dopo che l'ufficio entrate della Regione Veneto ci aveva cassato questa opportunità, in quanto nel nostro CDA c'è la ULS numero 7, noi siamo emanazione della conferenza di sindaci, non ci siamo inventati così per caso, e in più abbiamo un partner che è la banca di credito cooperativo, Banca della Marca, che è un credito cooperativo della zona, stiamo parlando di 35 sportelli circa, che dice noi nel nostro mission, nel nostro statuto crediamo all'idea del territorio, eccetera eccetera. Non ve la faccio lunga perché sennò dovrei. Adesso qualcuno soliderà. Comunque questo educa, uno dice, beh, la facciamo anche noi nel nostro comune, no? Cosa facciamo? Facciamo iniziative a favore dei genitori che hanno figli da 0 a 17 anni, perché l'età adolescenziale è sempre un po' particolare, eccetera, eccetera. Allora chiamiamo una volta Paolini, una volta chiamiamo Max Pisu, perché c'è la giornata iniziale, no? Che coinvolge i genitori. Però questo giochino qui, vi dico il numero di questo giochino, qua vuol dire 700 genitori iscritti. Dove? Abbiamo coinvolto tutti i 28 comuni. 6 dei quali, ovviamente, siccome io sono sfacciatamente educato, ho chiesto di avere le sale gratuite, cosa di poco conto, hanno messo a disposizione una sala come questa, e quindi abbiamo fatto 4-5 moduli dove esperti nella fase educativa, ripeto, non siamo una scuola, abbiamo dato il nostro contributo, hanno dato ai genitori alcune indicazioni. Se io chiedessi al sindaco di Lamont, senti, se ti fai tu a casa tua una robetina alla gente, devi chiamare l'esperto, magari l'uomo che ti fa un po' di pubblicità per un nome di risonanza, eccetera, ti richiamo e ti spendi, non so, 2.500 euro. Se lo moltiplichiamo per 28 fa, io non sono bravo in matematica, ma insomma andiamo tra i 60 e i 70.000 media spesa, che poi Santa Lucia spende 2.000, come andiamo a spendere 4, che ovviamente ha volumi diversi. Sapete cosa ci è costata questa roba qua? 20.000 euro. Questo è un modo per fare bene una cosa, razionalizzare le risorse. Abbiamo fatto con tutti i comuni che hanno partecipato. Il risultato, la sera stessa del lancio, la prima volta l'abbiamo fatto con Max Pisu, abbiamo chiuso le iscrizioni. Questa si chiama Educacom. Questi sono i BES che non li ho aiutati io, è una legge dello Stato che dice aiutiamo, sosteniamo i ragazzi a scuola. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo contattato semplicemente i 24.000 studenti del nostro territorio, dai più piccoli, escluso le materne, perché è difficile poi far passare un certo messaggio, fino alle scuole superiori. Addirittura le scuole superiori ci hanno fatto un film, cerco di andare veloce perché non vorrei tediarmi, però grazie a questa disponibilità noi dentro le classi, dentro le assemblee, al concerto pop più o meno fatto da loro, abbiamo raccolto risorse per quei ragazzi che hanno lievi disturbi di apprendimento, ma la cui dignità non viene meno rispetto agli altri. A proposito, quando parliamo di dislessia, l'abbiamo fatto, noi abbiamo destinato dei fondi anche alla dislessia, fare in modo che un giorno un maggiorenne, un ragazzo che si introduce nel mondo del lavoro, o non so dove altro, che sia in grado ovviamente di ottemperare tutte quelle che sono funzioni grazie al fatto di essere stato aiutato, la vedo una bella cosa, vedo i genitori che insomma sono molto contenti. Questo è il nostro simbolo, anche qua vedrete, si accendono le luci, perché a un certo momento la fondazione stava per chiudere, poi un giorno chiamo in ufficio uno dei miei collaboratori, che bravetto anche a pensare a ste robe, la prima fase noi l'abbiamo fatta tutta grazie anche al dottor Zeffare, che è stato un direttore straordinariamente importante, insomma no, il direttore della nostra UIS numero 6. E io dico, senti, ma nelle piazze noi dobbiamo arrivare a mia mamma è una pensionata, capisce poco, dovremmo arrivare nelle piazze, poi arrivare in maniera popolare alla gente, c'è chi vende mele, insomma sappiamo, Azalea e quant'altro, e lui mi dice vendiamo. Le noci da noi ce le ha il vescovo, tanto per essere chiari, l'Istituto Sostentamento al Clero, e io mi sono permesso di fissare un appuntamento con il vescovo. Io ho detto,
Quando lei, Sua Eccellenza, parla così bene dal pulpito, parla bene, vorrei che razzolassi altrettanto. Guardate che io ho tanti amici preti, quindi non è che sto dicendo qualcosa di strano. E se lei mi dà le noci del suo noceto, questo è il terzo produttore in Italia di noci Lara, che dicono gli esperti tra le più buone in Italia. Non vengono sbiancate con prodotti chimici, ecco, quindi il marchio Ulss dà anche forza a tutta la gestione. E dice, ma fatti lei quante te ne do? Non lo so, non so quante me ne sono, non so quante che potenziale abbiamo. Se non che ve la faccio breve, in 4 anni, il primo anno abbiamo venduto 50 quintali in 4 mesi. Ora, e non vogliamo fare fatturati, non siamo un'azienda che deve fare fatturati, in quanto secondo me un bene più prezioso è anche un bene che finisce, vendiamo 150 quintali e vi posso garantire che le fiere di Santa Lucia, dove per vendere noci sarebbe capace anche mia madre, non riusciamo ad arrivarci perché vendiamo 150 quintali in un mese e mezzo, grazie a 300 associazioni e oltre 1000 volontari, un territorio che si mette insieme. Questo giochino qua, a proposito, noi non siamo un carrozzone, non prendiamo soldi, tutto quello che faccio io oggi, compreso vengo su per la mia benzina, orgoglioso di farlo, la nostra busta paga sono i risultati. Questo giochino delle noci Lara, che è diventato anche un regalo per le aziende, perché oggi le aziende vogliono acquistare le noci da noi e non a caso le finiamo dopo un mese e mezzo, ci portano nelle casse della fondazione 65.000 euro circa. Anche questo è un giochino che facciamo con i ragazzi disabili. Notate che ogni tanto compaiono. Prego. Vescovo contentissimo, ci dà le noci. Vescovo, noi le paghiamo un prezzo che tu non le potresti prendere. Sì. Se vuoi tirarmi per la giacchetta, il vescovo potrebbe regalare, certo che sì. Ma intanto si inizia, poi si. Questo è il nostro. Ogni tanto vedete lo scoiattolino che non nasce così a caso, poi verificata la dicotomia eventualmente con Cortina vedremo di siglare una sorta di copyright, perché io ci tengo molto allo scoiattolino. Questo è un segnalibro e questi sono dei biglietti augurali che i ragazzi disabili del nostro CERD creano. Perché alcuni negozi, abbiamo già fatto suonare a test di Conegliano, tu vai a prendere, la simonetta la prendi sul paio di scarpe, arriva alla cassa, la signorina le dice guarda, manderai qualche augurio a un tuo caro eccetera, spendi 10 euro, il ricavato fatto con le mani dei nostri ragazzi va alla fondazione. Non ridete troppo qui, anche perché siamo verso le 3 e guarda non c'è ancora la fame per la cena. Un giorno sono in una pizzeria, tutto quello che vi dico, che sto per dire a voi, pensate all'effetto moltiplicatore, perché sono tutte banalità, scusate, ma pensate all'effetto moltiplicatore. Io un giorno sono all'interno di questa pizzeria e dico alla signora, senti, ma l'idea di fare una pizza solidale ti sembra proprio una brutta idea? Lei mi dice, con cosa? Lì per lì mi è venuto brie e noci, perché le noci ce le ho ormai sempre in testa, mia moglie è molto preoccupata ovviamente di questo, ma io ho detto potrebbe essere una pizza. Lei è un mito. Prego. Lei è un mito. Ringrazio. No, ma più che un mito è mito la fondazione, no? Io sono un semplice portavoce in quanto presidente. Allora, cosa fa questa signora? Sigla, e là abbiamo fatto una festa straordinaria con i sindaci del territorio, amministratori eccetera, la pizza che viene fatta in vari modi, tutti ci siano le noci, quindi la Simonetta e il sindaco di Lamont vanno in questa pizzeria che è la prima pizzeria di Conegliano, pizzeria da Gennaro, pensate a quante pizzerie ci possono essere sul territorio se vi viene qualche brividuccio, e se tu vai a mangiare questa pizza dall'1 al 7 di ogni mese a te non cambia il prezzo, perché noi non vogliamo modificare mai le abitudini dei cittadini, mai. Quindi ti mangi la pizza, la pizzeria dedica 0,20 centesimi, moltiplicate le tante pizze di tanti clienti che afferiscono a questa struttura, e adesso addirittura ci sono comuni che dopo l'aggiunta sono dentro il primo set. Ho detto alla titolare della pizzeria che se anche lì non l'otto, sì. Ci facciamo adesso stare là pedissequamente a seguire questa è una creatura a cui ci tengo molto, perché è stata un'idea che ho avuto 8 mesi fa. Ho trovato il presidente della latteria Soligo, qua su avete latte busche o più, no? Latte busche gentilissimi, mi hanno già sponsorizzato un evento, devo dire, ci hanno regalato i gelati, sono stati straordinari. Alla latteria di Soligo, cos'è che fa? Gli dico al presidente, senti presidente, ma io penso sia fare una bella pubblicità sul Corriere della Sera, ma vuoi mettere il latte? Chi è che non beve il latte? Sì, c'è quello che non lo beve, i bambini, pochi, no? Una valanga di gente. Pensate allo spot, ad inizio ottobre partiranno nel territorio della U7 1.200.000 litri con sta robettina qua. Poi ci sarà lo spot, il progetto si chiama Cuoricino, che ci chiamava una metafora anche un po' della vita interessante, andrà alle patologie dei bambini che hanno problemi di salute mentale. Qui sto parlando degli amministratori anche. Sapete cosa costa scusate, uso questo termine, un bambino che afferisce a una struttura protetta, una CTRP? Dai 25 ai 35.000 euro, sto parlando dei sindaci, della parte sociale. Se te ne capitano 2 in un paese come il mio di 9.000 abitanti, mandi in crisi di bilancio. Il latte va,
il latte va consumato, la latteria dice io ti do un centesimo, io non sono bravo in matematica, fate voi quel 1,2 milioni, a me fa 12.000, insomma, no? Ma non è il solito. Provate a pensare l'idea che per 2 mesi veicoleremo nelle famiglie sta roba qua. Ecco i dati, perché li ho tenuti per ultimo? Perché i soldi mi interessano fino a un certo punto, non essendo ipocriti sappiamo che ci servono, perché prima deve passare il messaggio della mission, cioè della partecipazione attiva e responsabile dei territori a tutte queste iniziative. Anche mia mamma, che ha una scolarizzazione bassissima, capisce, anzi è obbligata da me in modo kamikaze a comprarsi le noci, perché se no non la vado a trovare. Quindi questi sono i dati che noi abbiamo dato al bilancio, alla conferenza dei sindaci. Guardate che se volete parlare di cifre, un giorno ho parlato con un assessore di Paolo, dice ma date solo 100.000, voi guardate il potenziale che ha la fondazione è assolutamente 10-20 volte di più all'anno. Guardate per esempio, qua abbiamo, non ha sostenuto nessun costo perché noi siamo gratis, siamo dei volontari, oltre 20.000 ore di lavoro messe a disposizione. Noi abbiamo 2 uomini, uno è stato sindaco di Mareno, l'altro è un uomo che è stato anche amministratore del comune di Conegliano, 2 strutture che lavorano nella pubblicità e che lavorano gratuitamente per noi. Tutto quello che vi ho fatto vedere ha un marchio, ha un lavoro dietro, no? Tutto il fundraising che facciamo noi ha ovviamente delle brochure, perché io costantemente, oltre al mio lavoro, ho fatto anche una scelta di vita, perché dedico sistematicamente 2-3 ore alla fondazione al giorno, però è fatto di continui contatti, ok? Oltre 450.000 euro raccolti quindi negli ultimi 4 anni. Qui è la fase finale, vado a chiudere perché vedo che il regista è giustamente sofferente. La Community Foundation sono ovviamente delle realtà molto importanti che nei paesi, diciamo così, del nord Europa sono più frequenti. Da noi c'è un sistema ovviamente diverso, io non sto a dire cosa è brava a fare l'America, perché sotto il profilo del fundraising l'America è bravissima, però poi il suo presidente denuncia che ha un sistema sanitario che fa acqua per i motivi che sappiamo, quindi non se la devono tirare. Finisco con queste 2 frasi, diceva prima, non so all'inizio se è stato anche terminato, no? Anche il sindaco di Lamont, Manzoni, si diceva che è importante fare bene le cose, più a farle bene, così alla fine si finisce per star meglio, no? Pensando di fare meglio le cose da questo punto di vista. E Proust diceva una cosa bellissima, che il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. Quello che dico, e ho finito, è che questa è l'unica realtà italiana in questo momento. Attenzione, ce n'è una alla ULS 4 di Vicenza, ma ci siamo confrontati, loro hanno iniziato più con un rapporto con la Camera di Commercio, con enti istituzionali, ma l'ente istituzionale non può darti i soldi sempre, dà un contributo, deve averci buona sempre. Noi stiamo pensando di rivedere una sorta di welfare generativo, chiudo così, una sorta di welfare una sorta di secondo welfare, quindi raccogliere, redistribuire, rendere, ecco la famosa accountability, ma soprattutto responsabilizzare. Faccio una proposta e ho finito. La Simonetta Guinato è una di quelle politiche, diciamo, di questa sparuta rappresentanza di politici che si sono accorti dalla fondazione. Lei mi ha chiesto più volte cos'è sta roba. E noi vorremmo anche fare una proposta di legge insieme su questa cosa, perché il Presidente della Regione tempo fa dissi: guarda che se le aziende nobilitano in parte la ricchezza prodotta sul territorio, e perché non pensare a una sorta di defiscalizzazione delle stesse aziende? Sarebbe molto importante, no? Allora io dico, se ho la scoppiale che fa utili impressionanti, poi ci sono i dividendi, per carità, ma mia mamma paga le bollette, no, che è una pensionata da 700 euro al mese, e si accorge che dopo aver pagato le bollette mi restituiscono in parte, e tutti questi soldi che raccogliamo li diamo alle persone che hanno più bisogno, ma non perché diamo soldi ai poveri, noi vogliamo dare la canna da pesca ai poveri, perché si tratta di responsabilizzare tutti noi. Allora i sindaci, ho finito per vedere, non devono pensare anche che anch'io mi sono lamentato nelle sedi opportune, ti ricordo la famosa battaglia del 20%, eccetera, ma poi ho pensato, posso solo lamentarmi o posso anche rimboccarmi le maniche? Einstein diceva che la crisi è la miglior cosa che possa accadere a un paese, ed è vero, crisi e anche cambiamento, direi. Io ho fatto la seconda, rimboccandomi le mani assieme a tanti altri volontari. Vi chiedo scusa. Grazie.